Certo che noi siamo sotto pressione, le telefonate sono sempre di più. Il tempo che abbiamo a disposizione, anche perché dobbiamo gestire la clientela normale, è limitato e quindi chiaramente è una fatica che ci stiamo sobbarcando, ma ovviamente volentieri consci di fare la nostra parte. La stretta dell'ULSS sui tamponi effettuati ai fini dell'ottenimento del semplice Green Pass, in modo da consentire alla sanità pubblica di concentrarsi su sintomatici e contact tracing, si vede nelle code in farmacia. Il principio, e non potrebbe essere altrimenti, è quello dei vasi comunicanti, con tanti farmacisti chiamati sempre di più ai salti mortali. So che alcuni colleghi amorevolmente e veramente in maniera molto molto deontologica riescono a garantire magari delle prestazioni fuori orario, soprattutto al mattino, per agevolare chi deve andare al lavoro, soprattutto nei paesi dove non c'è possibilità di muoversi facilmente e di fare chilometri per trovare farmacie. Certo, con l'introduzione delle nuove regole da lunedì, la situazione rischia di strabordare. Tamponi serviranno per soggiornare in albergo, ma soprattutto per salire sui mezzi pubblici. Il problema riguarda migliaia di teenager nella sola Marca Trevigiana e i farmacisti lo sanno bene. Io prevedo che aumenteranno, già ne facciamo tanti sinceramente, ne vediamo diversi. Sì, io credo di sì, adesso in questo momento noi lo vedremo strada facendo. Strada facendo però sta emergendo un'altra tendenza, è l'effetto del Green Pass rafforzato. Mi sembra di vedere, questo mi fa molto piacere, che alcuni pazienti che erano indecisi si stiano convincendo nell'andare verso la vaccinazione.